di essere qui così numerosi e così calorosi, per dire ancora una volta tutti insieme che non ci arrendiamo, come ha detto Alvise, non ci arrendiamo alla sciagurata idea di militarizzare la nostra città. Chi pensava di prenderci per stanchezza, questa sera è stato ancora una volta smentito. La posta in gioco è troppo alta per rinunciare a decidere del nostro futuro. Ulweg ha fatto affiggere un manifesto, c'è una bimba, dice che crescerà con il teatro, ma quella bimba, se fosse per Ulweg, rischierebbe di crescere anche accanto a tante caserme e a tanti basi militari. E Ulweg dimentica che il teatro è il luogo della cultura, dello scambio culturale, dell'incontro tra i popoli, e le basi militari sono invece strumenti di guerra tra i popoli. Noi vogliamo invece che i nostri figli crescano con la cultura della pace e della convivenza tra i popoli. E allora, in un mondo che sta sempre più correndo verso una folle corsa al riarmo, in una impressionante accelerazione di cui Vicenza è parte integrante di questo scacchiere militare, che comporta spese enormi, come sappiamo, che comporta il riarmo, scudi missilistici, manovre militari che si svolgono e si riattivano, bombardieri militari strategici, e si respira un clima, un impressionante spirito di guerra. Noi diciamo che un mondo armato fino ai denti e regolato dal capitale finanziario non può stare in piedi. Per questo noi abbiamo bisogno, per vincere, abbiamo bisogno che la nostra lotta, come già diceva Giancarlo Albera, non sia rinchiusa dentro i confini della nostra città. 6 mesi fa 170 parlamentari appartenenti a diverse forze politiche della maggioranza hanno chiesto a Prodi una moratoria dei lavori per la costruzione della base. Hanno chiesto che sia convocata la seconda conferenza sulle servitù militari e hanno chiesto che sia consentito a noi, a Vicenza, ai cittadini di Vicenza, di esprimersi con quel referendum che Ulweg ci ha negato. E allora siamo qui questa sera non solo per ricordare che ci sono 170 amici parlamentari che in questo anno e mezzo si sono battuti insieme a noi, ma per fare qualcosa di più, per rilanciare e sostenere quella richiesta di moratoria con una mobilitazione popolare. La nostra voce dovrà farsi sentire in tutte le belle piazze d'Italia, per poi confluire a Roma, quando consegneremo a Prodi centinaia di migliaia di firme del popolo della pace. Ci sono volute 5.000 firme a Ulderico Pesce per far togliere quel tubo. Noi ovviamente dovremo portare molte più firme, perché la questione della base militare americana a Vicenza è una questione molto ma molto più impegnativa. Ma il popolo della pace esiste, e quel popolo della pace che c'è in tutta Italia, che noi vogliamo chiamare perché è un popolo della pace che vuole contare, vuole far sentire la propria voce. E quel popolo della pace che si è fatto ancora recentemente sentire durante la marcia Perugia-Assisi. Noi dunque non siamo soli nel dire che vogliamo vivere in una città amica dei suoi abitanti, sicura perché solidale, una città di pace che dice basta con la corsa agli armamenti e dice sì alla convivenza tra i popoli. Noi abbiamo una sfida molto alta. Da domani, da oggi, da questa sala parte una grande raccolta di firme in tutta Italia e le nostre organizzazioni sono impegnate in questo grande obiettivo, perché la nostra battaglia ha
ha ormai da tempo, come sappiamo, superato i confini cittadini, è diventata una battaglia nazionale e siamo sicuri che il popolo della pace in tutta Italia ci sosterrà e firmerà l'appello che vi è stato distribuito per riuscire insieme con la mobilitazione popolare a sostegno dell'iniziativa parlamentare, insieme a vincere questa battaglia. E comunque, come ha detto Alvise, noi